sono colpevole, come dice lui, di averlo coinvolto in questa avventura sul Medioevo, così poco ortodossa, diciamo, nel senso che l'idea era appunto quella di fare, di recuperare il Medioevo per quello che penso che sia in realtà, cioè non quella cosa che siamo abituati sempre o a studiare o a vedere nei film, ma come un'età problematica, piena di problemi, piena di luci, piena di interesse, e che in qualche modo le culture, tutto sommato, hanno nostre naturalmente, tra cui questa in particolare contemporanea, americana, se vogliamo, hanno recuperato a modo loro e con delle scelte anche precise. Ora naturalmente non voglio entrare da questo punto di vista, meglio di tutti per sensibilità e per profondità, diciamo, sua particolare, per le tematiche che ha sempre studiato. Il professor Fasce, di cui devo dire la nostra università deve essere veramente fiera, perché è un personaggio al di sopra, al di fuori, al di là di tutte le categorie. Lo dico come... Molto al di fuori. Al di fuori, ma secondo me non era una cosa negativa, era una cosa positiva, diciamo, un giudizio positivo. È un uomo che conosce benissimo, lo sappiamo, quel mondo, ma che l'ha visto da tanti punti di vista, non solamente in modo tradizionale, diciamo, di come gli storici studiano queste cose. Basta ricordare il mondo anglosassone in generale, che lui, compresi i Beatles, sui quali ha scritto un libro importante, interessante, ma poi anche tutti gli aspetti coinvolgenti del mondo americano, e quindi che lui conosce benissimo, e quindi mi sembrava giusto che, appunto, siccome questo tema è un tema che è stato affrontato in qualche modo sia da medievisti anche da contemporaneisti, direi, però c'è modo e modo di affrontare temi così, quindi io credo che per chiudere un po', dato che siamo nell'età contemporanea e lui è un contemporaneista soprattutto, chiudere un po' questa parte della diversità, diciamo, del Medioevo, appunto con il suo contributo, che per me soprattutto è fondamentale, così mi porta fuori dalle cose normali. Ecco, grazie e grazie a lui in modo particolare. Bene, grazie a te. Sì. Va bene, mi sentite? Ecco. Sì, bene. Beh, grazie infinite Gabriella per la generosa presentazione, anche per avermi indotto a pensare a questa conversazione, rispetto alla quale però metto subito le mani avanti, nel senso che appunto io non sono un medievista e anche quanto a letteratura statunitense, qui vedevo appunto il professor Sertori. Vabbè, ecco, allora, oggi vediamo questo romanzo di Mark Twain, un romanzo pubblicato nel 1889, che è un modo per vedere come gli Stati Uniti pensavano al Medioevo, alla fine dell'Ottocento, e come questo fu un prisma attraverso il quale gli Stati Uniti in qualche modo si definirono, ecco, rispetto al passato, rispetto all'Europa, rispetto a un mondo altro. E Twain è al centro di questa discussione, per cui può essere interessante appunto riflettere su questo romanzo che chi non l'ha letto consiglio di leggerlo, perché è veramente scoppiettante di battute e di cose molto, molto brillanti e divertenti e come diceva la professoressa Airaldi, può aiutarci a riflettere, a pensare. Ora racconterò questa che è una favola per certi versi del 1889, usando tre voci diverse, perché Twain usa un artificio che risale a Scott, a Walter Scott e poi soprattutto a Manzoni, no? Ecco, parla di un manoscritto che gli è stato consegnato. Ecco. E allora, perché le tre voci? Due significative, la terza decisamente meno. Ecco, tre narratori voci che sono... Non si muove però sta cosa qua, scusa. Eccolo, benissimo. Ecco, è una favola dell'89 raccontata anzitutto da Mark Twain, che è l'autore, ecco, e che sarà indicato qui come Twain.
ecco, Samuel Langor Clemens, vissuto tra il 1835 e il 1910. Poi dall'autore del manoscritto, che parla anche per una parte molto breve del libro in prima persona, ecco, prima è indicato come uno sconosciuto, poi verrà individuato come un certo Hank Morgan, ma molto avanti nel romanzo, ma noi da un certo momento in poi lo chiameremo appunto Hank. E poi io, perché da un certo momento in poi, visto che è un libro di 370 pagine scritte fitte, ho dovuto tagliare e quindi ogni tanto ho dovuto un po' riassumere, spero senza aver tradito troppo l'autore. Siamo 1889, siamo in quella che negli Stati Uniti proprio lo stesso Twain nel suo primo romanzo scritto assieme a Charles Dudley Warner definì Gilded Age. Cosa voleva dire con questo termine Gilded Age? Che è il periodo che va dagli primi anni 70 dell'Ottocento al primo Novecento. Non golden, perché qui c'è l'ironia, il sarcasmo di Twain, che dice non è proprio un'età d'oro, anche se appare come un'età d'oro, e lo vedremo subito, ma è un'età indorata, cioè in cui non è tutto oro quello che luccica, insomma. Ecco, lo vedete già dalla copertina con questa immagine, classica immagine del cosiddetto barone ladro, Robert Baron, finanzieri, imprenditori che fanno grandi fortune, un'espressione che compare per la prima volta nel 1870 sull'Atlantic Monthly. Cos'è la Gilded Age? Vedete, appunto, c'è un famoso sceneggiato intitolato a questo, e poi c'è un grande romanzo scritto peraltro nel 1920 da Edith Wharton, L'età dell'innocenza, che è un po' la sintesi di questo periodo. Allora, perché Gilded Age? Perché da un lato è un'età di high tech per eccellenza. Ecco, nell'arco di pochi anni, tutti o quasi negli Stati Uniti, macchina da scrivere, telegrafo senza fili, telefono, lampadina. Tra il 1875-76 e il 1882 avete il mondo decisamente ridefinito da queste innovazioni. E contemporaneamente questa è l'età in cui gli Stati Uniti diventano, e il mondo diventano moderni, soprattutto gli Stati Uniti. Se voi prendete il censimento del 1890, per la prima volta lì la quota parte del prodotto interno lordo conferita, realizzata dall'industria, per la prima volta supera quella dell'agricoltura. Non solo, nel 1890 sempre il censimento dice che la frontiera è stata conquistata, è finita, naturalmente sui cadaveri dei nativi, insomma, ecco, come vedremo in parte anche Twain ad ombra, ecco. E ancora le città. Sì, solo nel 1910 gli Stati Uniti diventano un paese a predominanza di popolazione urbana, ma già nel 1890 ci sono grandi e significative città, se ci pensate, come Filadelfia, Boston, Chicago e New York, l'emergente New York. Ecco. Dunque, allora, ci sono tutte le condizioni per parlare in realtà dell'oro, ecco, ma ci sono anche, come dice... sì. Ecco, ma c'è anche un'altra metà, e più di un'altra metà. Questo How the Other Half Lives è il titolo di un libro che esce nel 1890, scritto da un importante fotografo e reporter, ma soprattutto fotografo, Jacob Riis, che passa alla storia come uno dei grandi della fotografia statunitense. E qui vedete le foto dei quartieri popolari di New York. Questa è l'altra faccia dell'età indorata, nella definizione appunto di Twain. Ecco, a questo punto prendo la parola io, ecco, scusate, ecco, e le favole cominciano con C'era una volta. Ecco, in Inghilterra un bizzarro signore raccolta a Twain in visita nel vecchio mondo. Twain è in visita nel vecchio mondo alla fine degli anni 60 e ne trarrà un romanzo su cui torneremo, in realtà è una memoire, insomma, ecco, un resoconto di viaggio, che è il suo primo libro, 1869, che si chiama Innocents Abroad, gli innocenti all'estero. Cioè noi siamo innocenti all'estero e ci ritorneremo, passa anche da Genova, ecco, e allora lui immagina, dice, ero lì a Warwick, nel castello di Warwick in Gran Bretagna, famoso castello vicino a Coventry, ecco, e lì incontrai un bizzarro sconosciuto, cioè uno che parlava sostanzialmente con un linguaggio molto arcaico, sembrava vecchissimo e sembrava che fosse venuto direttamente dal Medioevo. Ecco, questo bizzarro sconosciuto comincia a parlare e si lasciò scivolare nel racconto in modo del tutto naturale. Qui cito
parole che sono tratte direttamente dal libro, è Twain che parla riferendosi a questo sconosciuto. Mi seguite finora perché insomma ci sono le 3 voci, quindi chissà. Vabbè, ecco, e questo sconosciuto parla, a questo punto interviene lui, dice: io sono americano, sono nato e cresciuto a Hartford, nello stato del Connecticut. Hartford, Connecticut è il cuore della industrializzazione statunitense dell'Ottocento. Sono cresciuto lì, sconosciuto, continua, sempre lui che parla e che ormai indicheremo anche come Hank, ecco. Sono una persona pratica, pressoché priva di sentimenti. Mio padre era un fabbro. Ecco, qui c'è il cuore dell'industrializzazione statunitense, di questa particolare area cruciale nella quale le grandi innovazioni vengono tutte da maestri meccanici, operai ultra qualificati, tardo artigiani, che diventano spesso caporeparti, qualche volta capostabilimento, raramente anche imprenditori, ma che forniscono il cuore del sapere su cui si fonda una fabbrica che è ancora fondata sul mestiere. È essenzialmente un insieme di mestieri, con una forte autonomia da parte dei lavoratori. E vedete questo Hank Morgan, che è un tipico esempio. Passai alla grande fabbrica d'armi. Le armi sono uno dei prodotti cruciali di questo modo di produrre che è fondato sulle cosiddette parti intercambiabili, cioè su pezzi che si possono incastrare l'uno nell'altro. È la grande intuizione di questo mondo nel quale interviene anche qualche ingegnere, ma ripeto, in gran parte sono praticoni che fanno queste cose, che cominciano con le armi, prodotto che andava moltissimo negli anni a cavallo della guerra civile e soprattutto dopo la guerra civile, Colt, ecco, e poi lo stesso modello viene trasferito alle biciclette e poi in realtà finisce per influenzare anche la catena di montaggio. La stessa catena di montaggio in parte si ispira a questo modello, che è quindi un modello di produzione di massa. Ecco, e il nostro Hank dice: io imparai a fare tutto, fucili, revolver, cannoni, caldaie, motori, e se non esisteva modo di fare una cosa alla svelta, ero capace di inventarla. Ecco. E diventai capo sorvegliante. Avevo un paio di migliaia di uomini alle mie dipendenze. Molto probabilmente è un capo stabilimento. Ecco, ma non dimenticate che questi stabilimenti erano fatti di migliaia di gente che era gestita secondo dei criteri di subappalto interno. Cioè un operaio molto qualificato si prendeva 400-500 persone e se le gestiva lui, in gran parte parenti, amici, eccetera, e poi riferiva all'imprenditore, con un forte livello di autonomia e con non senza poi discussioni con gli altri lavoratori e con quelli che lavoravano assieme a lui, naturalmente. Ecco. Solo che le discussioni si fanno sempre più accese tra la direzione dell'impresa e questi sorveglianti, perché anni 70, 80, 90, 800, con l'ampliarsi del mercato, la richiesta, la domanda che cresce fa sì che ci sia richiesta di aumentare la produzione e intensificare i ritmi. Si comincia a dire anche, senti anche, però adesso i tuoi 2000 devono andare molto più veloci e tu devi andare veloce assieme a loro. E a questo punto, appunto, noi che abbiamo un po' studiato la fabbrica dell'epoca, abbiamo notato che cominciano a svilupparsi scioperi e scontri che riguardano proprio i capi, cioè gli operai qualificati dicono a questi capi: ma in fondo voi siete come noi, siamo cresciuti insieme, ma come da adesso tu vuoi che io produca 10 volte di più? E allora ecco come la mette Hank, che naturalmente con il linguaggio di Twain è sempre molto ironico, scherzoso, tende alla personalizzazione di tutto. Dice: a un uomo così non mancano le occasioni di menar le mani. Con un paio di migliaia di uomini rudi alle proprie dipendenze se ne ha parecchio di questo genere di divertimento. Beh, divertimento fino a un certo punto, se leggete le cronache ad esempio delle relazioni dei dipartimenti dei lavori, del lavoro dei vari stati dell'epoca, perché crescono, come dicevo, le dispute, gli scontri, e qui si arriva al caso estremo che lui discute molto vivacemente, ma senza dire per quale motivo, ma è molto probabile che sia appunto una delle questioni di cui parlavo, ritmi o che altro. Vedete, un malinteso discusso a suon di leve di ferro, beh, perché avevano le leve di ferro, la gente che usava le armi, eccetera, con un tale che noi chiamavamo Ercole, mi stese con una mazzata. E Hank a questo punto perde i sensi e si trova in un altro mondo. Notate che Hank porta il colletto bianco. Ecco, i lavoratori hanno la salopette, ma fanno parte, ripeto, ancora di una stessa
mondo in parte comune, per cui questi richiamano Hank alla reciprocità. Ma non può esagerare. Si scontrano, mazzata in testa. E Hank dove si trova? Dice, il mondo scomparve nell'oscurità. Quando tornai in me ero seduto sotto una quercia. Un tipo a cavallo mi guardava, vestito da capo a piedi di un'armatura. Io conclusi che veniva da un manicomio. Dice, questo è matto. Dice, anche perché questo gli dice, tu sei mia proprietà con l'armatura, eccetera, il cavaliere. E lui, insomma, riesce alla fine a farsi capire da questo e riesce a trovare un qualche accordo, no? In modo da non essere considerato schiavo o servo di questi. Dice, fissiamo un accordo, io sarei andato con lui e lui non mi avrebbe fatto alcun male. In capo a un'ora camminano, vedemmo in distanza una città addormentata. Dice, quella lì è Bridgeport, la riconosco, terza città del Connecticut. E il cavaliere gli dice, no, è Camelot. E allora lui capisce che veramente è finito in un altro mondo. Lui stesso però, Hank, ecco, comincia mentre racconta questa cosa, perché notate, mentre in Manzoni c'è il manoscritto, qui invece c'è anche il soggetto che racconta e poi consegna il manoscritto, no? Ecco, comincia a dar segni di sonnolenza e dice, vedo che non posso continuare, ma venga con me. Lo porta nella sua camera e gli consegna il manoscritto. Ecco, e qui allora Twain, lasciata la camera di Hank col manoscritto, comincia a parlare, dice, sedetti presso il fuoco ed esaminai il mio tesoro. Era di pergameno. Voltai le pagine fino al punto indicatomi dallo sconosciuto e cominciai a leggere. E allora, a questo punto, è il manoscritto che parla, manoscritto Hank, e che si è capito che quelli sono matti e dice Camelot, dicevo tra me, probabilmente sarà il nome del manicomio, cioè questo è un manicomio e Camelot è il nome del manicomio, ecco. E allora si rivolge al cavaliere e gli dice, notate, ora dimmi franco e schietto, ma dove sono? E quello, ma sì, sei alla corte di Re Artù, cioè nel VI secolo, dal XIX indietro al VI secolo. E a questo punto riprendo invece con la voce mia perché ve la faccio un po' più corta, se no non finiamo più. Ecco, e allora cosa accade a Hank? Hank si trova indietro di 13 secoli, in un mondo che è dominato dalla schiavitù, e notate, non si parla di servitù ma schiavitù perché lui allude al sud, alla schiavitù sudista, dalla quale gli Stati Uniti sono usciti da poco dopo la guerra civile. E lui è molto critico, pur essendo di origine sudista, nei confronti della schiavitù. Ci sono i soprusi della corte, ecco, c'è l'ascrizione, lo spirito di Stato, questi cavalieri che dicono tu sei servo, tu fai quello, tu fai quell'altro, e poi ci sono i dogmi della Chiesa, c'è un consigliori di Re Artù che è il mago Merlino. Ecco. Tutto quanto, beh, insomma, rende le cose un po' difficili per Hank. Hank basta sbagliare una frase, dice ma si lascia sfuggire qualcosa contro questo sistema. Poi dice io sono un cittadino americano, ma cosa facciamo? È la Repubblica, ma dove siamo finiti? Insomma, le cose si mettono male per lui che viene fatto imprigionare dal mago Merlino. Il mago Merlino ne approfitta e dice mettete dentro questo assolutamente estraneo, no? Ecco, questo è estraneo. E allora cosa fa? Anche ha un piccolo colpo di genio. Comincia a pensare, ma come posso uscire di galera? Come posso uscire dalla prigione? E fa un po' di conti, si intende anche un po' di astronomia, eccetera, e dice, ma qui mi sembra di capire che tra non molto arriverà un'eclissi. Ecco, io sapete cosa faccio? Gli dico a questi qua che gli lancio contro un disastro totale che gli oscura completamente il regno e glielo distrugge. Poi li salvo perché c'è l'eclissi, quindi si passa. No? Ecco. Cioè, usa questo artificio dell'eclissi per uscire di galera e dice appunto, fa chiamare le guardie e dice fatemi parlare con Re Artù, ho una cosa assolutamente centrale da dirgli, sta per arrivare un disastro, posso scatenare su questo paese un disastro totale, è il mio potere scatenare questo disastro. Ecco, parla con Artù e persuade Artù che è meglio affidarsi a lui per evitare questo disastro, perché lui dice io se non mi liberate vi lancio contro
un abisso, ecco, dice, sprofonderò il mondo intero nelle tenebre mortali della mezzanotte, cancellerò il sole e il sole non risplenderà mai più. E questi terrorizzati, liberiamo Hank e vediamo cosa fa, e infatti arriva l'eclissi, il sole scompare ma riappare grazie a Hank, che a questo punto, avendo predetto l'eclissi, riesce addirittura a sostituire Merlino, diventa il grande mago di corte e poi risolve altri casi, ad esempio qui il caso di una fonte che si era inaridita, lui con un sistema di pozzi artesiani, chiamando un po' di servi della gleba che erano lì presenti, riesce a risolvere anche questo. E infatti poi si vanta con se stesso e dice effettivamente a questo punto ero la persona più famosa del reame, e diventa il cosiddetto principale, tra virgolette, ovvero il consigliere di Artù, non senza belle ragazze che gli girano intorno. Lui si innamorerà di una giovane che si chiama Alisenda e che lui ribattezzerà Sandy, Alisenda, Sandy, ecco, dalla quale avrà un figlio e che poi sposerà. E cosa fa? Beh, a questo punto applica tutti i ritrovati della modernità. E grazie a questi riesce a sconfiggere, perché lui si lamenta, dice questi non fanno altro che tornei, non sanno fare altro che tornei, non producono niente, sono veramente della gentaglia. Dice ma come? Adesso glielo faccio vedere io. Invitato a un torneo contro un cavaliere, vedete nella prima scena, ecco, usa il lazzo e lo prende al lazzo, e questo è disperato, solo che Merlino, ecco, Merlino che è caduto in disgrazia ma è ancora presente, toglie il lazzo a Hank, il quale si trova improvvisamente disarmato, e vedete come reagisce. Reagisce come Indiana Jones nei Predatori dell'Arca Perduta, che è una citazione testuale da Connecticut Yankee, no? Perché ricordate quella scena in cui c'è l'arabo che volteggia la scimitarra, lui sta fermo, tira fuori la pistola e lo secca. Ecco, lo stesso fa Hank con questo tronfio cavaliere della tavola rotonda. E Hank introduce poi tutte le nuove tecnologie, e a suon di nuove tecnologie, in maniera partendo sempre dalla periferia, senza toccare, informando in seguito Artù, ma senza dire che sta trasformando tutto, in realtà sta modificando radicalmente. Vedete, applica il telegrafo senza fili, il telefono, la fotografia. Su questo poi magari ci torniamo, sono delle pagine gustose, ogni tanto dice ah magari avessi la mia macchina fotografica qui, ecco, e poi riesce in qualche modo a trovare anche questo, e a suon di nuove tecnologie modernizza la corte di Re Artù, vedete i cavalieri che vanno in bicicletta a questo punto, e libera il paese dalle tradizionali servitù. Ecco. E vedete, questo è un fumetto che è stato tratto, ecco, e come vedete alla fine il paese Camelot ha addirittura i pali della luce, i pali del telefono e così via, no? Si va popolando, lui lo fa partendo dalla periferia e poi avvicinandosi sempre più al castello, ecco, dicendo alcune cose ad Artù, che nel frattempo non capisce quasi niente di quello che sta accadendo, e immaginando questa soluzione dice sapete cosa faremo? Faremo che gradualmente prepareremo le basi. Questa è un'idea che si diffonde all'epoca, in particolare attraverso un romanzo su cui poi torneremo, che si chiama Looking Backward, ecco, con l'idea che poco a poco si possono creare dentro il cuore di una vecchia società le caratteristiche della società moderna. Ecco, che è una cosa che poi resterà ascritta al pensiero socialista. Lo troveremo ad esempio un importante socialista statunitense, Daniel De Leon, che dice in realtà noi dobbiamo costruire dentro la vecchia società, dentro il guscio della vecchia società, la nuova società. Ecco. E quindi lui introduce di tutto, i giornali, la pubblicità, introduce con l'idea, dice quando poi morirà Re Artù, la trasformeremo in una repubblica. Aspettiamo Artù perché vabbè, è anziano, eccetera, eccetera, ma poi questa diventerà una repubblica. Dicevo, introduce un po' di tutto, incluso a un certo punto anche la borsa valori. E la borsa valori è la causa di problemi. E qui Twain naturalmente è nel suo, perché questi sono gli anni delle bizzarrie spaventose della borsa valori. Tra il 1873 e il 1893, come sapete, ci sono due clamorose recessioni. I quadri che si vendevano di più all'epoca e che erano commissionati dai grandi magnati, di che cosa parlavano? Parlavano di naufragi e riflettevano la preoccupazione del naufragio finanziario. Ecco,
Dunque, sullo sfondo ci sono questi elementi, c'è la borsa valori e la borsa valori mette in crisi Camelot, ma anche per certi versi lo stesso Hank. Perché? Perché sia Artù che Lancillotto investono in borsa, hanno degli esiti diversi e a questo punto scoppia un pandemonio, nel senso che a che cosa si affidano questi? Se le cose non funzionano, passiamo alle armi. E quindi Hank non può impedire che una disputa sulla borsa valori da lui stesso creata e con Merlino e la Chiesa Cattolica che sono sempre lì a soffiare sul fuoco, ecco, facciano precipitare Camelot in una terribile guerra civile combattuta in gran parte con gli strumenti tradizionali della cavalleria. Questi cominciano a macellarsi tra di loro e allora Hank pensa, dice, ma qui l'unica soluzione è che io prenda le armi moderne e glielo faccia vedere, anche a costo di un'ecatombe. E infatti, ecco che, vedete, queste sono immagini tratte naturalmente dalla guerra civile, che è finita da poco. Per por fine a questa guerra, Hank ricorre alle più micidiali armi moderne, in particolare un sistema di esplosioni indotte a distanza mediante circuiti elettrici. Io schiaccio un bottone e salta tutto. Prima devo indurre i due eserciti dentro una specie di buca, migliaia e migliaia di persone, disastro totale, ecco, lanciai la corrente in tutte le barriere e fulminai su due piedi tutti gli eserciti nemici. Sino all'ecatombe finale. Ecatombe che lui commenta con un commento che troviamo nei giornali dell'epoca a proposito, ad esempio, della guerra di Cuba, la guerra del 1898. Ne parla anche il grande Crane, no? Stephen Crane. Misericordia, che spettacolo, dice. La guerra come estetizzazione della guerra, no? Ecco, eravamo circondati da 3 muraglie di morti. Questa è un'altra immagine, sono le famose foto di Brady della guerra civile, no? Guerra civile che echeggia nel romanzo. Si sente che sta riflettendo su questo e sta riflettendo sull'altra guerra di cui nessuno parla, che è la guerra che è stata appena lanciata contro gli indiani e che si sta concludendo in questo periodo, perché come sapete 1890, Wounded Knee, fine delle guerre indiane. Ecco, ecatombe finale che vede però Merlino fare un ultimo colpo di coda, fa un incantesimo a Hank e lo ricaccia in avanti nel XIX secolo. Appunto, l'ecatombe finale vede rimbalzato Hank nel suo XIX secolo da un incantesimo di Merlino. Notate, è la fine? Quasi. È solo la fine del manoscritto, ci sono ancora alcune pagine per cui Twain ha finito di leggere questo manoscritto e torna nella stanza dove sta Hank Morgan e lo trova vaneggiante, lo trova in preda a un delirio. Hank, siamo proprio alla fine del romanzo, a questo punto dice: sentinelle ai bastioni, fate uscire là, come se fosse ancora dentro quella storia che ha rievocato, prima parlando con lo sconosciuto e poi passandogli il manoscritto. E Twain conclude: preparava il suo ultimo effetto, l'ultimo colpo, no? Ecco, ma non arrivò a finirlo. Ora notate 2 cose: l'amarezza della conclusione del manoscritto, ecatombe, e l'amarezza della conclusione del romanzo. C'è un uomo che muore, ecco, il narratore, no? L'autore del manoscritto che muore, con una frase, ma non arrivò a finirlo, che ricorda, anticipa per certi versi la conclusione di un celebre romanzo di Jack London, Martin Eden, no? Martin Eden si suicida e la frase finale è: e quando capì, smise di capire. And when he knew, he ceased to know. Ecco, e allora adesso invece, in maniera molto rapida, vediamo cosa ne possiamo trarre noi. E allora? Allora, su un intreccio, dicevo, ricco di trovate brillanti, in tessuto di battute, ad esempio una straordinaria sulle tasche, dice: ma perché le armature non hanno le tasche? Ecco, e riflette una discussione che c'era all'epoca, perché come sapete le tasche erano un privilegio, una prerogativa maschile.
maschile, era uno dei segnali, le donne non avevano tasche. Ecco, e sì, poi le introducono, vestiti, eccetera, ma non portano i pantaloni, non hanno le tasche, mentre invece gli uomini abbiamo delle ricostruzioni bellissime da cui risulta che Thomas Jefferson andava tutto curvo perché aveva talmente tanta roba nelle tasche della giacca, ma non lo so, strumenti di agrimensura, mappe, queste cose, tutto gobbo, alto 1,97 m, e quindi era tutto appesantito da tutte queste cose. E allora nel romanzo si sente, dice: ma perché non ci sono le tasche nelle armature? Oppure, ma non c'avete una centralinista qui? Ecco le domande che ogni tanto li solleva. Avete una centralinista, ma non fate pubblicità. Battute una meglio dell'altra, però, anzi senza però, dentro ci sono almeno 3 complesse operazioni che Twain ha compiuto, 2 sul tempo e una sullo spazio. La prima: lavorando sul tempo, Twain si inserisce nella grande disputa ottocentesca statunitense sul Medioevo. Il Medioevo è un'occasione per parlare di dove vanno gli Stati Uniti e della loro identità. E cioè chi è favorevole al Medioevo e tendenzialmente è maggioranza tra gli intellettuali, perché ha una visione romantica e sassone, favorevole al Medioevo. Eredità diretta di Walter Scott, ecco. E legata a questa nozione per cui, espressa ad esempio una grande figura, uno dei primi grandi storici romantici statunitensi, che è l'ambasciatore a Berlino George Bancroft, e Bancroft dice: beh, è lì, è in mezzo al mondo germanico, è lì dentro che ci sono le origini, le nostre origini, le origini sassoni, che poi diventeranno sempre più chiaramente anglosassoni, anni 80, 90 dell'Ottocento, in risposta alla crescente bellicismo di Guglielmo II, insomma, ecco. E ci sono dunque, c'è questa tesi che è fortemente sentita. C'è uno storico che si chiama Herbert Baxter Adams, attivo nei primi anni 80 dell'Ottocento, fino ai primi 80 dell'Ottocento, maestro di Woodrow Wilson, tra l'altro, il quale elabora la cosiddetta teoria dei germi, cioè dice in realtà i germi della civiltà statunitense stanno in Europa, stanno nella tradizione sassone. Twain assolutamente è contrario a questo. È contrario a questo, oppone a questo una visione modernista, non in senso letterario, Joyce, eccetera, ma in senso di modernizzazione, fortemente protestante, anticattolica. È una visione che è influenzata da 4 fattori culturali, 4 radici culturali. Primo, una revisione critica della cultura britannica impregnata di suggestioni medievali. Scott, William Morris, i preraffaeliti. Secondo, c'è l'eco dello stupore, talora del disgusto di una parte dei visitatori americani nei confronti delle città europee, sporche, buie e così via, no? Lui viene appunto a Genova e dice: Genova sembra una caverna di notte, insomma, non c'è una luce. La stessa cosa, lui lo dice nel 69, la stessa cosa dice Henry James, quando passa da Genova, no? James, che pure ha un atteggiamento molto più favorevole, anzi decisamente favorevole all'Europa, dirà cose simili. Terzo elemento, il nativismo. Si sviluppano a partire dagli anni 30, 40 e soprattutto 50, con l'arrivo degli irlandesi, si sviluppano delle reazioni anglosassoni molto dure che sono poi, preparano il Ku Klux Klan e preparano i trumpiani di oggi, che vengono direttamente da quella radice lì, insomma, contro i nuovi venuti. Tra il 45 e il 55 arrivano negli Stati Uniti 1,5 milioni di irlandesi, ecco, per via della, sì, dalla grande carestia, insomma, ecco. E ancora c'è uno spirito antifeudale che è il prodotto di diverse sovrapposizioni, ovvero si parte dal 76. Il 76 è prima di tutto, rileggiamo la dichiarazione di indipendenza, ma qui non vogliamo più sentirne parlare di nobili o di cose del genere, insomma. Ecco, i nobili zero qui. Rafforzata dalla guerra civile, perché la guerra civile è contro un Sud che invece si presenta come gli eredi della grande tradizione dei cavalieri antichi, eccetera, eccetera, no? Anche con riferimenti diretti, culturali, questi leggevano i classici e così via. E poi, come dicevo, dalle accuse di nuovo feudalesimo che montano in misura crescente contro appunto i cosiddetti baroni ladri dell'imprenditoria, contro i robber barons, ecco, che
echeggiano e che essi stessi si presentano, perché se voi andate a vedere e leggete le autobiografie o leggete il comportamento dei grandi imprenditori di fine Ottocento, si percepiscono come dei signori feudali o in certi casi rinascimentali. Infatti si fanno costruire queste mansion enormi che vorrebbero riprodurre in città, a New York e così via, un castello in un certo senso, no? Ecco. Questa dunque è la prima operazione, ma Twain non si limita a questo, lavora anche sullo spazio. America, vecchio mondo. Nuovo, vecchio mondo. Riafferma l'eccezionalismo statunitense, cioè l'idea che gli Stati Uniti sono unici, irripetibili. Notate bene, l'espressione eccezionalismo non viene usata all'epoca. L'espressione eccezionalismo verrà usata soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche perché lì è davvero il momento in cui gli Stati Uniti dicono: ma noi non abbiamo più bisogno del vecchio mondo, noi la cultura ce la facciamo, anche la cultura ce la facciamo da soli. E incarnano quello spirito unilateralista che alcuni importanti studiosi di relazioni internazionali vedono come una costante dell'orientamento geopolitico statunitense, al di là delle articolazioni. Insomma, pensate, partiamo da Washington, che dice, no, nel suo testamento politico, dice: non fate mai alleanze col vecchio mondo. E infatti la Seconda Guerra Mondiale è per certi versi un'eccezione e apre una nuova fase, nella quale si fanno le alleanze, ma perché si è egemoni. La prima, se ricordate, gli Stati Uniti entrano come associati all'intesa, non membri a tutto, in ogni senso dell'alleanza. Quindi Twain riafferma l'eccezionalismo statunitense nei confronti dell'Europa. Noi siamo diversi, cioè siamo tendenzialmente superiori. Ma, e qui il solito Twain è sempre molto più complesso, no? Lavora ancora sul tempo, c'è una terza operazione sul tempo e si inserisce nella tradizione dei viaggi nel tempo come alternativa e fuga dal presente. Il primo caso, 1819, è un racconto di Washington Irving, 1819, il racconto La leggenda di Sleepy Hollow, col personaggio di Rip Van Winkle. Rip Van Winkle è uno che si addormenta e si addormenta di fronte a una locanda, ha sulla testa l'effigie del re, perché le colonie sono ancora colonie nordamericane, Giorgio III, si sveglia, c'è un altro Giorgio, è Giorgio Washington. Cioè è il modo, ispirandosi, è una variazione sul tema di una leggenda tedesca cosiddetta del lungo sonno, leggenda germanica, lungo sonno e mondo cambiato, ecco, che fa sì che uno si sottragga ai triboli di fasi particolarmente difficili di transizione, dorme e si spinge in avanti ed è passato oltre. Questo avviene nel 1819 e questo avviene in quel romanzo di cui vi parlavo, che viene pubblicato un anno prima della pubblicazione di Connecticut Yankee, un romanzo molto importante, tradotto a battipronto in Italia, ecco, un grande romanzo utopistico, Edward Bellamy, 1888, Looking Backward. Looking Backward cos'è? È un romanzo nel quale c'è un signore abbastanza giovane, abbastanza benestante, si chiama Julian West, attanagliato da problemi fisici, soprattutto psicosomatici, eccetera, che si addormenta. Si addormenta, siamo nel 1887, si sveglia nel 2000, nell'anno 2000. Infatti in italiano è tradotto come nell'anno 2000. Ecco. Ebbene, e cos'è successo? È successo che il mondo è diventato socialista. Cioè che c'è stata, senza che si capisca come, quando e come, c'è stata una specie di rivoluzione. E i beni sono socializzati, non si capisce bene come siano prodotti, ma si capisce che possono essere distribuiti in maniera uguale fra tutti. Il libro di Bellamy è stato letto tantissimo, è stato un elemento di ispirazione fortissima, no? Con l'idea di un controllo nazionale, nazionalizzazione del sistema produttivo. È interessante, Bellamy viene studiato tra l'altro la tesi, su Bellamy scrive la sua tesi molti anni dopo, la sua tesi di master, John Hope Franklin, che è uno dei primi grandi storici neri, grande sostenitore dei diritti civili. Per lui Bellamy è un punto di riferimento. E Bellamy è un punto di riferimento, come dicevo, per il grande marxista Daniel De Leon e per altri ancora. Anche in questo caso, notate, ci si sottrae al presente volando in avanti. Twain invece fa un'operazione
intanto il modo cambia, perché qui si sono addormentati. E lui invece questo qua l'ha mandato attraverso una mazzoccata, insomma, ecco, che è una cosa diversa. E secondo, la direzione del tempo, perché in questo caso si va indietro, si va indietro. Si va indietro, ma anche in questo caso su Hank Morgan è in fuga dal conflitto industriale, dice il grande storico della letteratura Michael Denning. Questa è l'immagine di Market Square, 1886, da cui nascerà poi il primo maggio. Chicago, scoppia una bomba durante una manifestazione, non si è mai saputo chi l'avesse lanciata, fatto sta che vengono impiccati 4 anarchici. Ecco. E, come? Infatti fu rievocato. Ecco, una vicenda clamorosa che, ripeto, alle origini del primo maggio. Tra l'altro, una delle prime, anzi, in Italia pare che il primo ricordo di questa vicenda, soprattutto dell'impiccagione degli anarchici, novembre 1887, perché è l'anno dopo che vengono impiccati, è fatta a San Pier d'Arena. Ne trovate traccia in una rivista che si chiamava Il Combattiamo, che era una rivista che regolarmente veniva censurata e tolta dalla circolazione, ecco, ma una rivista che ci dice tantissimo sulla San Pier d'Arena operaia degli anni '80 dell'Ottocento. Allora, Hank è in fuga dal conflitto industriale che infiamma la sua epoca, ma scopre che anche nel Medioevo ci sono delle tensioni e dei conflitti, provocati in parte anche proprio dallo stesso macchinismo o con lo stesso macchinismo che lui stesso ama tanto, ma che si rivela uno strumento spaventoso, no? Ecco, la ferocia della modernità dal cuore antico. E allora ecco che Twain ci lascia in eredità una visione, come accennava giustamente la professoressa Airaldi, Gabriella, una visione inquieta e non addomesticata del passato medievale, ma con questo anche della modernità. Mette sicuramente, prima di tutto, sul banco degli imputati il Medioevo, ma ci mette anche in vario modo la modernità. E questa è una visione che invece si perderà nelle edizioni successive, soprattutto nel secondo dopoguerra mondiale, quando Connecticut Yankee addirittura approda a Hollywood in un film che vi consiglio di vedere se volete, così, come dire, insomma, sghignazzare per un'ora e mezza, ecco, perché è un musical con Bing Crosby, ecco, è una visione assolutamente edulcorata, ecco, Connecticut Yankee, e rientra, anche se non è sicuramente uno dei migliori esempi, ma rientra in una tendenza forte del cinema hollywoodiano a cavallo tra la fine dei 40 e i primi 50, è scoppiata la guerra fredda e soprattutto la fase più intensa della guerra fredda, 49-50, si militarizzerà poi in Corea nel 50, ma già nel 49 affermazione e emersione della Repubblica socialista cinese e contemporaneamente prima atomica sovietica, no? Quindi la guerra fredda scoppia allora. E allora c'è a Hollywood la tendenza a recuperare i cavalieri crociati della guerra fredda. E li trovate, se andate a vedere i primi anni 50, c'è un Ivanhoe, c'è il Cavaliere della Tavola Rotonda, in genere diretti da Richard Thorpe. Ecco, questo rientra, ma in una forma decisamente minore, ecco, e trovate qui edulcorata, no? Decisamente tradita la lezione di Twain, lo trovate anche in alcuni fumetti successivi, mentre invece in parte la visione sul Furia di Twain si trova in questo film immediatamente post-reganiano, ma in realtà anti-reganiano del 92, del maestro dell'horror Sam Raimi, L'Armata delle Tenebre. Ecco, qui trovate una memoria del Medioevo come campo di tensioni, un frutto delle nostre proiezioni nelle quali echeggiano anche i mostri, i fantasmi e le crudezze della modernità. Grazie. Notate the real. Bene, appunto, il Medioevo come evocatore di problemi alla fine. E questo perché, come diciamo sempre, insomma, spesso noi medievisti, e non solo noi, alla fine la modernità
è nata da questa, la problematica che noi viviamo nei nostri giorni e anche il modo di rapportarsi con le cose, eccetera, è alle sue radici in quel periodo. Quindi per uno spirito che sia così acuto e ribelle sostanzialmente come quello di Twain, è chiaro che il riferimento al Medioevo viene facile perché ci trova tutte le tensioni, ma anche tutte se le cogliamo, le conquiste che sono queste macchine, perché poi il Medioevo crea tutto, anche questo. Quindi non è difficile prendere il Medioevo come strumento in qualche modo di lettura del mondo. Poi lui lo vive ovviamente alla sua maniera, siccome vive nella parte più avanzata, vorrei dire, da questo punto di vista del mondo, per lui diventa fondamentale perché parla dei suoi problemi, cioè dei problemi della sua, non tanto di quelli generali di un Occidente, come potremmo dire, anche se potremmo fare derivazioni, ma è un modo diverso di vedere le cose, credo, e quindi lo rende molto utile per noi, diciamo, che studiamo queste cose, capire che poi, come sempre si dice, la letteratura è un ottimo strumento per studiare la storia, cioè ti dice di più. Un libro così, se è un grande libro, naturalmente, non un libretto che ti racconta, di quanto ti possa dire una lezione di storia, non so, veramente, perché è questa la vera forza per mettere insieme le cose sta nei grandi personaggi come lui, poi, che è un uomo inquieto e quindi alla fine viene fuori questo. Quindi, come sempre, abbiamo avuto una lezione del professor Fascia molto utile e importante sulla quale meditare in certo modo, cioè noi appunto questo medioevo che consideriamo sempre un po' così, io mi ricordo, essendo vecchia, mi ricordo questi film che mia madre ci portava al cinema quando eravamo piccoli, e allora li ho visti tutte queste cose a Ivanhoe, che ne so, tutte queste cose, ecco, tanto per dire, con questi eroi, eccetera, sempre con belle ragazze lì, belle principesse e così via, e che è un recupero in qualche modo, ma appunto se tu lo leggi attraverso le problematiche, che sono tante, dell'epoca e di ogni epoca in fondo, ma di quell'epoca in particolare lo vedi in un'altra chiave. Per noi era una favola quando lo vedevamo e questo era lo scopo, credo di aver capito, non so, cioè di farti vedere un qualcosa e di indorare la pillola, appunto, siamo nell'età quindi devo dire che per me è stato di grandissima utilità, ho imparato come sempre un sacco di cose quando ascolto il professore, penso che qualcuno anche pure qua si sia posto così qualche no, domanda a questo, e se ne vuole porre qualcuna anche all'oratore, noi siamo qua. L'oratore ha parlato troppo bene, quindi è difficile fare domande. No, ma per dire che in effetti bisogna pensare a quello, perché a volte io lo dico perché appunto tu vedrai, tu poi partecipi a queste trasmissioni di storia, no? Che è un merito, è un merito, insomma, però voglio dire, ogni tanto si sentono delle cose tragiche per uno storico, perché per un altro storico diverso da quello, perché la storia diventa un racconto, diciamo, di cose, ma è un racconto, ma è anche un problema, cioè alla fine è un problema e qualunque cosa tu prenda è piena di problemi, è piena di... Quindi se tu senti un discorso di questo genere, capisci che ci sono dei modi diversi anche di studiarla questa, no? E quindi anche studiando il contemporaneo, diciamo, alla fine il mondo contemporaneo, alla fine uno attraverso la letteratura, di nuovo siamo nel discorso della letteratura, questo ti è servita molto la letteratura nella tua vita da questo punto di vista o no? Così tanto. A me serve, per esempio. Sì, io confesso che non sono un grande lettore di narrativa, però insomma un pochettino qualcosa, e sì, serve, dovrei leggerne di più, avrei dovuto leggerne di più, ma sicuramente. Poi come sai c'è appunto tutta una ricca riflessione
sull'uso delle fonti narrative in storia e direi che insomma non c'è dubbio. Faccio un esempio molto banale che mi riguarda: nello studiare una fabbrica giusto del Connecticut di questi anni, usai questo, usai Henry James, e insomma questi modi che, come dire, mi pare, ecco, qui adesso da un lato ci possono essere delle intuizioni, no, delle improvvise illuminazioni, e poi dall'altro credo che possano servire anche dal punto di vista proprio del ritmo narrativo. Ti aiutano a, come dire, a sciogliere, no, a togliere un po', no, ti ricordi che Nietzsche diceva: "L'eccesso di storia fa male", ecco, e produce la contratta serietà del gufo, ecco. E allora penso che la narrativa, soprattutto poi questa grande narrativa, possa aiutare, insomma, sicuramente, ecco. Sì, perché ti dà una dimensione dei problemi in realtà di più. Però, una domanda. Devi accendere. Una domanda, sì, sì. Allora, mi pare di aver capito che Twain fosse in realtà un sostenitore della borghesia imprenditoriale, ma non della finanza, per esempio, o comunque di una forma incattivita, tra virgolette. Prima domanda. Seconda osservazione, parlando di letteratura e storia, io per esempio trovavo molto importante per esempio uno studente di economia leggere Furore di Steinbeck per capire la crisi del 29, no? Assolutamente. A proposito di questo, la mia curiosità è questa. Come tu l'hai accennato, ma se si può sapere di più, come vedeva Twain il problema del rapporto con i nativi americani? Perché il rapporto con il Sud, lui che veniva dal Sud, però lo aveva palesato. Erano i vecchi baroni medievali, fra virgolette, sposta. Ma il rapporto con i nativi? Dunque, grazie Stella. Sì, sono tutte e tre domande molto complesse. La prima, è vero che tendenzialmente Twain, come avvicinandosi in questo a componenti progressiste di tipo sia agrario che industriale operaio, tende a concentrare la sua critica nei confronti della finanza. Quindi partecipa di un atteggiamento, ho citato prima Bellamy, ecco, un atteggiamento che ha questa idea delle classi produttive contro l'emergente finanza. Il più importante movimento sindacale degli anni '80 dell'Ottocento, cioè degli anni in cui stiamo parlando, si chiama i Knights of Labor. Ecco, i Knights of Labor è un'organizzazione che ammette sostanzialmente tutti, ammette anche i piccoli imprenditori, ma assolutamente non i finanzieri e gli avvocati. Ecco, e rifiuta, come dire, per loro i finanzieri sono i parassiti. Twain direi che in parte si colloca da questo punto di vista, anche se, ecco, non mancano in certi casi anche frecciate nei confronti di quel mondo industriale al quale pure lui guarda con grande interesse, perché c'è di mezzo l'innovazione tecnologica, che è una cosa che gli interessa e alla quale aderisce. Quindi questo è il primo, ecco, primo aspetto. L'osservazione sulla letteratura, d'accordissimo. Ma ad esempio i Buddenbrock. Tra l'altro i Buddenbrock in genere vengono letti male, perché si dice vengono presi come ispirazione. C'è un bellissimo saggio, mi ricordo, su una rivista di Business History anni fa, sui Buddenbrock, sul fatto che in genere si dice è la terza generazione, ma nel caso di Buddenbrock in realtà è la quinta. Ma a parte questo, bisogna rileggere, i Buddenbrock sono decisivi, insomma, ecco. Ma più recentemente il libro di la pièce di Massini sui Lehman Brothers. Ecco, per capire le vicende legate alla recessione del 2007-2008, la crisi finanziaria del 2007-2008, questa cosa di Massini su Lehman Brothers è molto importante, e c'è tutta una letteratura estremamente interessante dagli anni 90 in poi statunitense sui problemi imprenditoriali e sul problema della polarizzazione sociale. C'è un libro bellissimo
che si chiama Consent, che proprio ricostruisce benissimo le dinamiche della moderna finanza, eccetera. Quindi questo mi pare una cosa, insomma. Benjamin Schrank è l'autore di Consent, che ho cercato invano di far tradurre, ma insomma non c'era verso. Era un bel libro. Ecco. Riguardo ai nativi ci sono soltanto degli accenni qua e là in Twain, ma dagli accenni si capisce che la vicenda dei nativi, e in questo lui è un'eccezione, è una vicenda rispetto alla quale lui si colloca dalla parte di chi ha perso, insomma. Ecco, ripeto, soltanto degli accenni, ma molto interessanti, perché se ci pensate all'epoca, il pensiero dominante, ma anche il pensiero progressista tendenzialmente dell'epoca, perché è molto positivista, è molto orientato, no, al fatto che c'è un destino della storia e quindi questi non avevano capito dove andava la storia. Quindi in questo senso direi forse aiutato uno da questo suo spirito così del bastian contrario, per cui se la maggioranza dice una cosa, Mark Twain cerca di dire l'opposto. E poi forse dal fatto che venendo dal sud ha però dei tratti, conserva dei tratti di vicinanza agli sconfitti, che in questo caso lui, evitando i sudisti perché troppo feudali, trasferisce sugli indiani, chiamo così indiani, insomma i nativi, ecco, in questo senso rinverdendo un po' una tradizione anche no, di attenzione nei confronti dei buoni selvaggi, insomma, ecco, perché anche questo elemento c'è, insomma, ecco, in una fase nella quale invece chi è dalla parte del progresso finisce per inventare delle formule che sono spaventose, al di là del genocidio, ma anche dopo, insomma, ecco, perché non so, lo spezzettamento delle comunità, l'idea di trasformarli in piccoli imprenditori di se stessi, una cosa spaventosa. Sì, una piccola osservazione su Artù, visto da tutto un altro punto di vista. Il VI secolo è proprio quello in cui è successo tutto e non abbiamo le fonti, in sostanza dei fatti. Tutta questa storia di Artù in realtà ha avuto uno sviluppo incredibile, nel senso che fornisce un terzo della letteratura medievale, più o meno, calcolando. E diciamo è curioso, io ho letto Mark Twain da bambina, perché ai miei tempi usava che i bambini leggessero delle cose, no? Esatto, e leggessero queste cose, di cui allora non sapevo nulla, evidentemente. Ci sono tornata dopo. La cosa che mi colpisce adesso è questo rapporto, diciamo, dell'America con questo tipo di passato, che è contemporaneamente lontano e vicino. Mi ha fatto piacere che tu richiamassi anche Rip Van Winkle. Rip Van Winkle è un altro caso veramente analogo, nel senso che adesso non mi ricordo il numero di Arne Thompson, però questo di quelli che dormono e poi tornano a casa, in realtà sono passati 100 anni, o i 7 dormienti, è una cosa curiosamente quasi universale. Non è solo germanica, no? Anzi, proprio è uno di questi racconti quasi universali. Io mi chiedevo proprio quali sia il rapporto dell'America, che tra parentesi non amo molto, con questo suo passato fantasmatico, che mi incuriosisce. Ma dunque, grazie Rita anche a te. Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
No, infatti questa cosa qua del sonno è assolutamente decisiva. Pensa che Rip Van Winkle verrà ripreso in un cortometraggio che viene fatto dalla Confindustria statunitense nel 1951 per persuadere la gente che una tematica che è molto attuale oggi, persuadere la gente che il governo Truman sta combinando dei disastri, ha prodotto l'inflazione e la spesa pubblica produce inflazione. Qui c'è un personaggio che si chiama Kip Van Winkle, e Kip vuol dire pisolino, che si addormenta e i soldi suoi sono sfumati, perché nel frattempo gliela persi tutti il New Deal. Lui aveva dei soldi prima della crisi e si ritrova e c'è stato il New Deal, mi hanno portato via i soldi. Quindi pensa alla forza di questi elementi. E per dire quello che tu dicevi, sì, il rapporto degli Stati Uniti col Medioevo è un rapporto, ripeto, che possiamo ricondurre a questi due orientamenti. Questi due orientamenti sono nel corso dell'Ottocento e in parte si conservano anche dopo. Pensa a letterati come Henry Adams, ad esempio, fine Ottocento. Ecco, Henry Adams è l'altra faccia. Dobbiamo tornare in Europa, dobbiamo tornare a queste radici per capire dove stiamo andando e capire le nostre contraddizioni, con un meccanismo che un po' in fondo, no, verrebbe da dire, al quale potremmo applicare l'analisi lucacciana con Balzac, no? Sono i reazionari che poi ti consentono di capire certi aspetti della modernità. Ecco, quindi sì, ci sono queste due facce. Che io sappia non c'è una ricostruzione, come dire, organica di questo processo fino ai nostri giorni. Ecco, io ricordo che c'è stato un grande dibattito, c'è stata una grande discussione negli anni 90. Seconda metà anni 90 c'è stata ma credo in parte potrebbe essere ricondotta al fatto che negli anni 90 veramente gli Stati Uniti sono in una fase in cui in superficie è unilateralismo, trionfo, eccetera, ma se solo vai un po' a grattare tant'è vero che lì poi è la radice di buona parte dei disastri odierni, se poi vai a grattare c'è come dire, un senso di angoscia profonda, ecco. E quindi qualcuno ritorna anche a queste cose qua e ritrova queste diciamo, due grandi filoni, ecco. Però che io sappia non c'è una ricostruzione adeguata. Sicuramente devo confessare una cosa, ecco, proprio ignoranza mia. Io mi sono messo a studiare gli Stati Uniti, un po' perché, vabbè, Topolino, un po' perché c'erano, quindi Disneyland, queste robe qua, un po' perché era un modo per scappare da Genova e robe del genere, no? Ecco. Un po' perché c'erano stati gli IWW, l'esperienza operaia più interessante, affascinante e sconvolgente del Novecento, insomma. Ecco. E un po' anche perché volevo evitare il Medioevo, insomma, ecco. Perché ero convinto che ci si potesse sottrarre. Ma io faccio il Novecento e faccio l'americano, ecco. E poi sono andato là a studiare e una delle prime cose che mi ha detto il grande Herb Gutman, ecco, è stata questa. Dice, guarda che qui c'è dentro tutto. Qui è arrivato di tutto. Quindi bisogna ricominciare, no? Ecco, è arrivato tutto quanto. E lì io, insomma, ho provato un po' a capire, provato, non come Martin Eden, ecco, ma però insomma sì, ho capito l'errore che avevo commesso, insomma, ecco. Ma no, avrei dovuto fare dell'altro, ma insomma. No, grazie. No, Nando, volevo tornare su una cosa che dicevi alla fine di questo brillantissimo e divertentissimo racconto che hai fatto. Cioè, da un lato è chiaro, il libro è una sorta di liquidazione umoristica di tutto il neomedievalismo ottocentesco, da Walter Scott ai romantici fino ai pre-raffaelliti o il socialismo artigianale di William Morris. E questo va bene. Dall'altro lato è una denuncia della modernità, perché sono le invenzioni moderne che devastano il mondo di Re Artù. E aggiungerei, ecco, la modernità c'è anche l'aspetto, come dire, del colonialismo di quell'epoca, perché Mark Twain
è autore di un ferocissimo libello contro la politica belga, contro Leopoldo II, la politica, lo sfruttamento del Congo. Ecco, allora la mia domanda è: su quale crinale si colloca esattamente Mark Twain? Che posizione è definibile una sua posizione che non sia così molto ambigua, ambivalente, con nostalgie, con qualche elemento nostalgico, tu dicevi, mi sembra, verso una tradizione del Sud che in parte gli rimane nella testa e che però dall'altro lato rimane. Ecco, è possibile definire una posizione, per quanto precaria, fra Medioevo e modernità di Mark Twain? Grazie. No, grazie a te, Giuseppe. Guarda, hai fatto benissimo a ricordare questo elemento che ho lasciato fuori, la questione del colonialismo, perché era già un po', insomma, avevo già temevo già di aver esagerato con la vostra pazienza, perché è un elemento molto importante ed è un elemento che è stato ripreso nella letteratura più recente su Twain. È una delle ragioni per cui, ad esempio, si dice Twain forse avrebbe anche espresso delle, come dire, delle riserve nei confronti del colonialismo interno statunitense e del colonialismo o dell'imperialismo futuro statunitense, anche se non ci sono tracce chiare su questo. Ecco. Quindi sicuramente questa è una cosa molto importante. Pensa che Twain è stato evocato, e in particolare, come ti ricordi, anche in analisi relative al dopo l'11 settembre e cose del genere. È stato molto usato da geopolitici e di questo tipo. Riguardo a una collocazione, secondo me, io direi che non è possibile, ecco. Cioè una chiara definizione. Rinvio per questo, c'è un delizioso libretto di Cinzia Schiavini su Twain, che è uscito da Carocci ed è una delle ultime sintesi. E per quanto la Cinzia si spacchi la testa, è una testa più fine della mia, ma non riesce a uscirne. Lo trovo veramente, cioè, mi verrebbe da dire, la sua ricchezza sta proprio nel fatto che va un po' in tutte le direzioni, ecco. E quindi non è, tant'è vero che se ci pensi anche dal punto di vista politico, ecco, lui è, o dal punto di vista economico, lui è un liberista, però poi denuncia i robber barons. Ecco, forse il legame potrebbe essere dovuto al fatto che i robber barons eliminano la concorrenza. Ecco, no? Potrebbe essere questa la cosa. Però in realtà non è che lui assuma una posizione o abbia un punto di vista chiaramente definito rispetto all'assetto economico dell'epoca, e direi lo stesso sostanzialmente anche rispetto alla politica. Non c'è un suo orientamento preciso. In fondo lui incrocia, muore nel 10, quindi incrocia i bellamiti e non aderisce ai bellamiti, incrocia i populisti e non aderisce ai populisti, incrocia i progressisti che forse potevano portarlo, no, per via delle città, eccetera, e anche lì, ecco. Mi pare che tenda a sfuggire a definizioni chiare, ma ripeto, qui sono limiti miei, ecco, insomma, di conoscenza. Grazie. Ma una piccola riflessione su quello che io penso sia un ritorno di attualità del Medioevo a livello mass mediologico. Io da bambino negli anni 50 aspettavo con ansia la TV dei ragazzi ore 17 perché c'erano i telefilm di Ivanhoe con un monumentale Roger Moore, poi trasformatosi in Agente 007, come molti ricorderanno. Adesso non so se avete fatto caso, ma le major della televisive, le piattaforme commerciali, hanno un'abbondanza di tematiche, di serial, come le chiamano loro, dove abbondano miti, ambientazioni e trame di sapore medievalistico. Ecco, io volevo una riflessione, visto che questo riguarda proprio il mondo che viviamo, soprattutto l'immagine che riceviamo nelle nostre case. Grazie. Ma sì, Domenico, io confesso qui la mia ignoranza perché non seguo adeguatamente le piattaforme TV, ecco, e le serie. La mia sensazione è questa, per quel poco che ne capisco, che è pochissimo veramente, e cioè che per quanto edulcorati, per quanto prodotti come Ivanhoe,
ecco, la serie di telefilm Ivanhoe. Ecco, però un qualche riferimento alla vicenda storica c'erano, mentre invece io ho l'impressione che il prodotto dell'ultimo mezzo secolo, in particolare dell'ultimo trentennio, sia fantasy, sia proprio veramente, anzi è un'insistita, una voluta, no, ricerca dell'abbandono di qualunque legame in qualche modo che ci possa riconnettere in qualche modo al mondo che ci circonda, insomma. Ecco, il che non vuol dire evasione, e poi magari scopriremo che lì dentro ci sono le più spericolate aperture nei confronti di mondi futuri, però la mia sensazione è un po' questa, ecco, forse segnata dalla generazione. No, no, perché non so niente. Una domanda molto meno colta. Mentre parlavi di questa persona che introduce le novità tecnologiche nel Medioevo, come appassionato di Doctor Who mi è subito venuto in mente, ma non gli viene in mente, sto cambiando la storia, e in Mark Twain c'è questo problema, esce fuori in questi racconti, questo tipo di racconti, esce mai fuori questa problematica del cambio il mondo, cambio la storia? Beh, in questo romanzo esce come una specie di impulso insensibile, no? Ecco, la storia è un flusso, io ho dalla mia la tecnologia e non potrà che accadere nell'ottica di Hank, però come vedi poi c'è un contrappasso pesantissimo, quindi direi che c'è questa tensione, insomma, ecco, questa dialettica. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio moltissimo il professor Pasce, che come sempre è stato di grande efficacia e di grande interesse. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 10 giugno, sempre alle ore 17, dove Giovanni Scirocco, un professore di storia contemporanea all'Università di Bergamo, parlerà di Matteotti, l'ultimo discorso. Grazie e buonasera.